Ben ritrovati dalla redazione. La stanno pagando loro i marittimi le numerosissime deficienze 61 riscontrate a bordo della portacontainer Al Filik, 4.388 tonnellate di stazza lorda, battente bandiera della Tanzania, detenuta dall'8 febbraio a Porto Rosega a seguito delle irregolarità riscontrate dal personale qualificato nell'attività di Port State Control della direzione marittima di Trieste. La situazione vissuta lo denuncia Paolo Siligato della FIL CGL, ispettore ITF, il sindacato internazionale dei marittimi di grande stress. I 7 uomini rimasti, compreso il primo ufficiale siriano che ha assunto le funzioni di comandante dopo che il primo master egiziano ha levato le ancore con visto concesso dall'armatore turco ma senza veder corrisposto stipendio e volo di rientro, e il secondo libero si è invece reso irreperibile. Non possono muoversi né andare a casa né a salpare, hanno scarsi viveri e rischiato una settimana fa di rimanere anche senza acqua. In più hanno un'autonomia di gasolio di 10 giorni e possono lavarsi o accendere una luce solo grazie all'energia erogata da un generatore di emergenza ausiliario. È morto dopo 4 giorni di agonia per aver difeso un ragazzo ferito picchiato per strada dal branco, una violenta aggressione costata la vita a Shinpei Tominaga, imprenditore 56enne giapponese, titolare di una ditta di import-export di mobili. Tominaga, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, aveva tentato di difendere un giovane straniero che si era presentato al buonissimo kebab in via Pellicerie chiedendo aiuto, inseguito da 3 giovani, tutti residenti in provincia di Treviso. Investimento a Trieste sulle strisce in via Sette Fontane, angolo via Limitanea, è accaduto ieri. La vittima, una donna di 81 anni con probabile frattura dell'arto inferiore, è stata stabilizzata dall'infermiere del 118 giunto sul posto. La donna è stata trasportata a Cattinara, sul posto anche la polizia locale a causa dell'incidente nella zona. Si è creato anche un'ingente congestione del traffico. Prendiamo atto positivamente che il lavoro sull'accordo di programma continua, anche tenuto conto dello sforzo compiuto da tutte le istituzioni per mantenere la strategicità del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra e garantire i livelli occupazionali. È quanto dichiarato dall'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolén al termine del tavolo sulla crisi di Wärtsilä riunitosi a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy, alla presenza tra gli altri dei rappresentanti di MSC, Wärtsilä Italia, di Confindustria Alto Adriatico, Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale, di Invitalia, del COSELAC, dell'Interporto di Trieste e delle sigle sindacali. Il Politeama Rossetti di Trieste compie 70 anni e presenta una stagione da 80 spettacoli con 5 musical in anteprima italiana, tra cui l'annunciato I Miserabili e Anastasia, e un cartellone di prosa con imponenti produzioni, tra cui Sior Todero Brontolon con Franco Branciaroli, l'applauditissimo Pessoa per la regia di Robert Wilson, coproduzione internazionale sull'opera dell'autore portoghese già applaudita al suo debutto mondiale a Firenze, e Il vetro della clessidra di Claudio Magris con Alessio Boni. Molti altri nomi di richiamo, tra cui Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Cristiana Capotondi, Giuliana De Sio, Simone Cristicchi, Lino Guanciale, Galatea Ranzi e Flavio Insinna. La stagione 2024-2025 è stata presentata ieri dal presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, insieme al direttore artistico Paolo Valerio, il vice sindaco e assessore ai teatri Serena Tonel e il vicepresidente della regione e assessore alla cultura Mario Anzil. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera. Qualche temporale potrebbe essere un po' più forte e portare piogge localmente anche intense. Venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 17 e 20, massime fra 24 e 27, sulla costa minime fra 19 e 22, le massime fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.